Lo stato d'animo è ai livelli più bassi. Noi come spettacolo viaggiante siamo penalizzati sia qui a San Donà di Piave che a Treviso. Le amministrazioni comunali purtroppo ascoltano poco quello che noi abbiamo da dire. Noi presentiamo progetti, mettiamo sul piatto tutto quello che ci chiedono a spese nostre, steward, sanificazione, ingressi contingentati, recinzioni delle aree. Noi facciamo tutto quello che è possibile, però purtroppo le amministrazioni sistematicamente bocciano sempre i nostri progetti. Centinaia di famiglie dello spettacolo viaggiante messe sul lastrico. È il grido di dolore di un intero settore, quello partito da San Donà di Piave, dove il commercio ambulante e il mondo delle giostre, anche trevigiani, hanno voluto lanciare un messaggio inequivocabile ai sindaci del nord-est che causa Covid stanno annullando o ridimensionando diverse fiere. Noi chiediamo ai sindaci semplicemente la possibilità di poter lavorare, non chiediamo niente di più, siamo disposti a discutere, a trovare delle soluzioni che ci permettano di poter riuscire ad arrivare a fine anno, perché con questo sistema non garantiamo che le aziende possano arrivare a fine anno. Dalla fiera del Rosario a San Donà, la più frequentata a nord-est, a quelle di San Luca a Treviso, dove è stato sospeso il tradizionale Luna Park, il Covid rischia di far saltare il comparto. Tanti anche gli ambulanti trevigiani che hanno ribadito la loro voglia e urgenza di lavorare. Io sono ambulante e sono commerciante di sede fissa sul comune di Valdobbiadene e in tutto il tempo del Covid abbiamo comunque imparato a come gestire la situazione. Purtroppo però non ci vogliono far lavorare. E adesso mi hanno mandato l'INPS da pagare praticamente con la mora. Per me guarda non pago perché lo so che è tutta una fregatura. Ho sempre pagato io però.